Laura Minici Zotti è la direttrice del Museo del Precinema di Padova. Che cos'è il Museo del Precinema? È una cosa che possiamo dire è unica al mondo? Sarebbe proprio il caso di dire che è un museo unico al mondo, perché è specializzato soltanto e assolutamente solo sul precinema, per cui da una biblioteca molto fornita possiamo far vedere tutti quegli strumenti, dalle lanterne magiche alla fotografia, a tutto quello che ha preceduto l'immagine fissa e movimento prima della nascita del cinema. Questo è quello che si può trovare qui, è tutto in originale ovviamente, e tante volte tanti pezzi sono stati riprodotti per consentire al pubblico di poterli usare. E questa è meta di tante visite anche da tanti giovanissimi, dalle scuole. I ragazzi restano stupiti di quello che vedono. Sicuramente sì, anzi vengono, credo che arrivino un po' perplessi perché non hanno ben capito che cosa vedranno, ma poi man mano che la guida spiega loro il funzionamento di questi strumenti, si stupiscono sempre di più. E io stessa mi meraviglio come ragazzi oramai abituati a usare tutti questi sistemi moderni, dai tablet piuttosto che ormai sono anche abituati al 3D, si stupiscono ancora nel vedere queste cose. Parliamo dell'Ottocento e del Settecento ovviamente. Certo, un pezzo di storia importante proprio che anticipa l'arrivo del cinema. Adesso voi come Precinema siete presenti anche all'Expo Veneto. Che cosa avete proposto, cosa avete presentato e perché? Dunque sì, noi abbiamo avuto il piacere di essere stati invitati da Expo Veneto a rappresentare il nostro museo, ma soprattutto io ho fatto questo progetto perché mi pareva che fosse anche giusto, cioè far vedere, siamo nell'Ottocento, come Dickens, che aveva fatto il suo Grand Tour in Italia, si fosse soffermato soprattutto nel Veneto e appunto nelle sue descrizioni parla con molto entusiasmo del Veneto, diversamente per esempio da quello che aveva fatto quando è andato a fare un viaggio in America, di cui ne ha parlato talmente male che gli americani ancora oggi sono arrabbiati con Dickens. E perciò mi pareva che parlare di un personaggio così importante, che proprio fosse venuto nel Veneto e ne avesse apprezzato le bellezze, la cultura, fosse un progetto interessante per quanto giustamente riguarda la cultura del Veneto.